Primo caso positivo di Covid si è registrato ieri a Realmonte. Si tratta di un cittadino ricoverato recentemente in una struttura ospedaliera fuori provincia che aveva subito un delicato intervento chirurgico e lì evidentemente si sarà sviluppato un focolaio. Quindi dopo i dovuti accertamenti è risultato positivo al test. Intanto in totale sono saliti a 112 contagi nella nostra provincia, tra cui ricoverati in ospedale 11, dismessi da strutture sanitarie esterne 4, in quarantena 67, guariti 20, deceduti fermi a 10. 4 ricoverati a Caltanissetta presso l'ospedale Sant'Elia, 2 a Partinico, uno ciascuno a Caltagirone, Enna, Marsala, Messina e presso l'ospedale civico di Palermo. Secondo i dati forniti invece dalla regione siciliana, ad Agrigento si registrano 129 casi, 2 in più rispetto a ieri. Nelle altre province siciliane l'aumento è di 44 contagi in più. Catania al primo posto sempre con 600, 5 in più, Messina 370, 4 in più, Palermo 330, 5 in più, Enna 292, 2 in meno, Caltanissetta 115, 1 in meno, Trapani 113, 1 in più, Siracusa sale a 100 registrando un numero di contagi alto, 14 in più, Ragusa invece è stabile a 59. I ricoverati diminuiscono di 17 unità, uno meno in terapia intensiva, i guariti salgono a 11, i decessi aumentano di 6 persone. E sul caso di Realmonte registriamo una dichiarazione del primo cittadino, ingegner Lillo Zicari. Io oggi sono costretto con questo video a darvi una notizia brutta. Un nostro concittadino è risultato affetto da Covid-19. Era stato di recente ricoverato presso una struttura ospedaliera, tra l'altro fuori provincia, nella quale aveva subito un intervento chirurgico. In quell'ospedale si è saputo poi si è sviluppato un focolaio. Lui prima di uscire avevano fatto un tampone e il risultato era stato negativo, poi ha avuto qualche giorno di febbre, sono stati costretti a rifare il tampone, lo hanno ripetuto quindi 2 giorni fa ed è risultato purtroppo positivo. Lui e i componenti del nucleo familiare, che tra l'altro abitano in una villetta isolata fuori dal centro abitato, mi hanno detto che non hanno avuto nessun rapporto con altri cittadini di questo comune. Cioè, da quando sono usciti dall'ospedale, da circa una settimana, sono usciti infatti il 10 di aprile, non hanno avuto contatti con nessuno, prudenzialmente sono rimasti a casa perché proprio avevano compreso che ci poteva essere un problema legato al focolaio che si era sviluppato presso la struttura ospedaliera dove era ricoverato. Quindi sotto questo punto di vista vorrei rassicurare tutti. Io sono ovviamente in contatto con l'ASP, con l'Ufficio di Protezione Civile Comunale, con il Maresciallo dei Carabinieri e stiamo adottando tutte le misure che il caso richiede. Il monitoraggio lo stiamo facendo insomma come è previsto da protocollo. Poi per il resto le cose sinora erano andate forse troppo bene. Fino a ieri avevamo ricevuto 21 esiti di tamponi, tutti negativi da parte di coloro che erano rientrate dalle regioni del nord Italia, comunque che erano rientrati al comune e che stiamo monitorando. Le cose erano andate forse troppo bene, ma purtroppo dico, i contagi a volte si prendono in maniera fortuita e quando meno ciascuno di noi se lo aspetta. In questo caso dicevo che verosimilmente è stato preso da una struttura ospedaliera tra l'altro importante. Per il resto torno a raccomandarvi di rimanere a casa, di uscire solo nei casi assolutamente indispensabili, di uscire da soli, un solo componente, il nucleo familiare, e di adottare tutte le altre misure che ormai conosciamo bene.